Salutiamo gli amici di Città Giusta, di quanti vorranno seguirci. Siamo al Museo Biddas al Palazzo Baronale, assieme al direttore del museo Marco Milanese, docente di archeologia alto medievale all'Università di Sassari, scopritore e la persona che ha investito tantissime risorse in questo museo innovativo e si è assorso, ma ha l'ambizione di portare all'attenzione il problema dell'abbandono dei villaggi medievali, ma con una particolare attenzione che al monito di questi abbandoni sono più presenti nel vissuto quotidiano di quanto la ricerca storica ci dica. Cogliamo l'occasione per un ricordo dovuto al decano dell'archeologia, non soltanto sarda, l'accademico dei Lincei Giovanni Liu, venuto a mancare in questi giorni. Diamo la parola a Marco Milanese, che ci fa da cicerone, da guida in questo viaggio nella storia e nel museo Biddas. Credo che nel presentare questo progetto del museo Biddas occorra subito precisare che il museo non è un museo di oggetti belli o meno belli da vedere, ma è un museo di problematiche, di problemi storici, e quindi il visitatore non deve avere l'aspettativa, visitando questo museo, di vedere delle cose di particolare valore artistico o economico, ma di uscire dalla visita del museo arricchito dal punto di vista della propria conoscenza e del proprio modo anche di guardare alla realtà. Il museo Biddas è dedicato, come appunto l'amico dottor Roggio ha bene introdotto, al tema dei villaggi abbandonati. Ora, cosa vuol dire villaggio abbandonato? Vuol dire sostanzialmente paesi, Biddas, il richiamo appunto al termine sardo del termine italiano paesi o villaggi, luoghi dai quali la vita in qualche maniera si è ritirata. Si è ritirata per diversi motivi, che possono essere motivi di carattere strutturale. Il paese, il villaggio non riusciva più a produrre dal punto di vista economico il proprio sostentamento, oppure per altri motivi come una catastrofe naturale, per esempio, o altre tematiche. Al centro del progetto del museo Biddas sta però un'idea, che è quella di evitare in ogni modo che il visitatore, entrando nello spazio del museo, entri in una bolla di astrazione temporale dal presente, in quanto che, come tutti noi sappiamo, il problema dell'abbandono dei paesi e dei villaggi ancora oggi in Sardegna, ma in tante altre regioni italiane e mediterranee, è un problema molto sentito e molto grave. Ecco, una delle linee anche della filosofia del museo è quella di una maggiore condivisione possibile delle informazioni, della capacità di comunicazione anche a tutti i livelli. Il museo, non dimentichiamo che il museo Biddas si nutre di ricerca scientifica, quindi siamo al top della ricerca in questo settore, ma questo non ci impedisce di andare alla base della piramide e
confrontarci in maniera molto anche con grande impegno sul fronte del versante della comunicazione per l'infanzia, con un linguaggio naturalmente dal punto di vista della comunicazione completamente diverso. Per questo motivo abbiamo ideato questo personaggio che vedete qui all'ingresso del museo, che si chiama Januario, che è un bambino immaginario del villaggio di Geridu, importante villaggio medievale nel comune di Sorso, che parlando il linguaggio dei bambini accompagna i bambini nella visita e interagisce con loro traducendo con una battuta incisiva in un linguaggio adatto per l'infanzia di quelli che possono essere dei concetti anche molto più articolati e complessi. Quindi possiamo a questo punto, seguendo anche le indicazioni di Januario, entrare all'interno del museo. Ecco, ci troviamo ora nella prima sala, dopo lo spazio introduttivo che abbiamo visto all'inizio, e ci troviamo in una ricostruzione di un ambiente, di una casa sarda in via di Crollo, di una casa di paese abbandonata da alcuni decenni, e questo ambiente è a mio avviso in qualche maniera l'icona del dramma dello spopolamento dei paesi della Sardegna oggi. Una casa abbandonata perché le persone da una o due o più generazioni si sono ormai spostate altrove per seguire appunto migliori opportunità lavorative, ed è quindi questo il contesto nel quale a livello di suggestione anche ambientale può avvenire la più efficace delle comunicazioni. In Sardegna oggi ci sono molti comuni che vivono questo dramma dello spopolamento, dell'abbandono. C'è un'alta percentuale di comuni sardi, come poi nei pannelli presenti nella sala è sottolineato, che si trovano in una condizione gravissima dal punto di vista demografico. Gravissima vuol dire punto quasi di non ritorno, cioè una soglia demografica al di sotto della quale nel giro di 20, 30, 40 anni è quasi certo l'abbandono totale del paese. Ecco, lasciando la situazione attuale, il percorso del Museo Vidas segue un processo di illustrazione ai visitatori in modo regressivo, quindi partendo dall'esistente, dalla situazione attuale, andiamo indietro nel tempo, diciamo dal 1800 al 1700 sino ad arrivare al Medioevo. In questo spazio, questa sala dove ci troviamo in questo momento, viene in modo naturalmente molto semplice e sintetico esposto sia ai visitatori sia ai bambini. Ci sono due livelli quindi di comunicazione: la parte bassa e la parte inferiore sino a 80 cm è lo spazio dedicato ai bambini, nel quale vedete insomma che è presente la figura di Januario che con il fumetto di riferimento. Nella parte alta invece c'è uno sviluppo un po' più articolato naturalmente per il pubblico adulto. In questa sala vengono presentate le metodologie, vale a dire quegli strumenti, quei modi, quelle tecniche che sono usate dagli studiosi per studiare questo tema dell'abbandono dei paesi. L'archeologia è uno di questi metodi, ma anche lo studio dei documenti d'archivio, come in questo caso vedete questo documento che facendo riferimento al caso alla villa di Olmedo, fa riferimento al barone di Sorso, quindi c'è anche in maniera non del tutto non voluta, diciamo, un riferimento diretto a Sorso. Quindi le carte d'archivio, ma anche poi entriamo assieme all'interno di questo spazio dove possiamo vedere alcune situazioni relative alla ricerca archeologica, cioè come la ricerca archeologica, e devo dire che insomma almeno a livello italiano quando si parla di villaggi abbandonati medievali il caso di Sorso, il caso di Geridu è certamente uno dei più noti. L'archeologia con i
suoi metodi di scavo, dallo scavo archeologico, ma anche la ricognizione territoriale. Vedete, ci sono anche delle ricostruzioni. Volutamente nel Museo Biddas nulla è chiuso, ma tutto può essere diciamo anche toccato, visto direttamente dai visitatori, e Januario spiega ai piccoli visitatori e bambini di che cosa si tratta, quindi la ricerca nei campi arati, lo scavo archeologico, gli strumenti anche che vengono usati. Dopo questa breve parentesi si inizia a trattare il tema della Sardegna con questa grande carta di distribuzione dei villaggi abbandonati in Sardegna. Tutti i pallini blu che si vedono in questa carta sono i villaggi abbandonati. Quindi un atterraggio diciamo sulla materia, e a partire dalla sala successiva entriamo invece a visionare diciamo, dei casi proprio di ricerca specifici. Ecco, ci troviamo a questo punto in uno spazio dedicato ai villaggi abbandonati in Sardegna tra il 1500 e il 1800, quindi un'epoca, badate bene, che normalmente non associamo facilmente all'archeologia, ma invece nelle campagne sarde moltissimi siti archeologici sono abbandonati di villaggi relativi proprio a queste epoche tra il 1500 e il 1800. Volutamente i casi scelti sono sparsi un po' in vari territori della Sardegna, da Golno Stramazza alla Marmilla, a Mogoro, al territorio di Ozieri, come questo caso molto interessante di Bisarcio, oppure ancora abbiamo Mores con il villaggio di Todorache. Alcune delle cause insomma, degli abbandoni così recenti tra il 1500 e il 1800 sono diverse, ma un caso che può essere citato così fra tutti è il caso della peste. La peste del 1650-52, a causa della quale molti dei piccoli comuni, dei piccoli villaggi della Sardegna sono stati abbandonati. Entriamo poi successivamente nell'epoca medievale vera e propria, e anche qui abbiamo scelto tutta una serie di casi a partire dal territorio di Chiaramonti, con questo straordinario sito di Oria Pizzina nel territorio di Chiaramonti, molto interessante per la presenza di un monastero camaldolese e di un villaggio sepolto, che è il villaggio sepolto in questo campo che vedete nell'immagine, sino ad arrivare poi ad un'analisi invece più approfondita per il territorio nel quale il museo ha la sua ubicazione fisica, vale a dire il territorio della Romagna, con un'analisi anche un po' più tecnica volutamente per non nascondere, diciamo, ai visitatori il grado di approfondimento. Con questo esempio di Otari siamo nel territorio di Sennoli, ad esempio, ma poi il territorio di Sorso, studiato nell'ambito della Valle del Silis, con tutti i villaggi abbandonati, e poi dopo aver mostrato per il Medioevo, diciamo, questi sono abbandoni tra il 1300 e il 1400, quindi villaggi che in gran parte sono stati abbandonati nel momento drammatico della conquista catalana della Sardegna negli anni 20 del 1300. Dopo questo inquadramento si passa direttamente al caso di Geritu. E sul caso di Geritu vediamo questa grande ricostruzione del villaggio, perché crediamo che, io credo personalmente che si possa comunicare l'informazione storica, l'informazione archeologica a volte in maniera molto più efficace con un disegno ricostruttivo come questo, che è fortemente documentato dal punto di vista archeologico, piuttosto che non con pagine e pagine di spiegazione o pannelli e pannelli. E quindi questa è l'immagine di come il villaggio di Geritu poteva presentarsi in una ipotetica visione a volo d'uccello negli anni 30 circa del 1300, con la sua chiesa,
con il cimitero, con le case organizzate con la sua viabilità. Questa strada, diciamo, è ricalcata oggi dalla strada provinciale numero 25 che da Sassari scende verso Sorso, e naturalmente, insomma, anche il nostro Gianuario continua a spiegare i vari passaggi del museo ai bambini, dimostrandosi molto orgoglioso del proprio paese, che aveva una consistenza davvero molto importante per l'epoca. E poi, dopo questo primo impatto, diciamo, che dovrebbe mettere a proprio agio il visitatore nel vedere appunto come si poteva presentare Gelido, non vedere solo dei brandelli, qualche di reperti o di altro, vi sottolineo che il museo ha diversi livelli di comunicazione. Forse avrete notato che le pavimentazioni si presentano in modo diciamo anomalo per uno spazio museale. In realtà il concetto di una delle linee portanti della filosofia del museo è quella di cercare, attraverso il sonoro, come forse avete colto nelle altre stanze, nelle altre sale del museo, e attraverso anche una pavimentazione particolare, creare una sorta di ambiente di approfondimento, un ambiente di apprendimento nel quale il visitatore possa perdere per lo spazio della visita, almeno in parte, il contatto con la realtà, e quindi trovarsi a camminare su delle superfici che possono essere compatibili con quelle del tempo. Quindi a questo punto possiamo avviarci verso l'ultima sala e realizzare questo ultimo approfondimento sul villaggio di Gelido. Nello spazio che stiamo percorrendo adesso di collegamento in questo ballatoio, in questo momento è presente una sorta di piccola mostra dedicata alle indagini geofisiche che abbiamo realizzato a Gelido nel maggio 2011, e l'idea, dato che il museo, come vi ho detto, insomma, si nutre della propria stessa ricerca scientifica, è quella che ogni anno almeno una o due novità, diciamo, mostre possano essere accolte in questo spazio, quindi visto come un luogo, diciamo, dell'aggiornamento, perché il museo deve avere una sua dimensione dinamica, non deve essere qualcosa di imbalsamato e sempre uguale a se stesso. Quindi possiamo a questo punto entrare nella sala dedicata a Gelido. Ecco, entriamo nell'ultima sala. Il museo è un museo piccolo, come avete potuto apprezzare da queste immagini, ma un museo che vuole essere denso, un luogo della comunicazione, un luogo di studio e di approfondimento. Entriamo nell'ultima sala dedicata a Gelido, nella quale come prima cosa il visitatore può trovare qui sulla sua sinistra una ricostruzione di dettaglio di come sulla base dei dati dello scavo archeologico poteva presentarsi un spazio, diciamo, più definito dal punto di vista della vita nel villaggio attorno sempre al 1330. Vedete le case come sono strutturate, con l'interno, ecco, tutto quello che vedete nella ricostruzione, qua il focolare, la disposizione delle suppellettili domestiche, tutto documentato dal punto di vista archeologico. Abbiamo alcune abitazioni con i luoghi con la stalla, poi probabilmente lo potremmo definire uno zilleri, quindi un'osteria del paese, ovvero un luogo dove avveniva la mescita pubblica del vino, delle bevande, con il forno da pane comunitario all'interno del villaggio. Ci sono vari piani che forse possono essere sottolineati. Il museo ha una sua struttura interattiva, vale a dire, in ogni stanza c'è un touchscreen con il quale, che è uno strumento di studio. Il visitatore può interrogare questo touchscreen e approfondire appunto una serie di informazioni. Il museo è il luogo della condivisione, non è il luogo della negazione, quindi condivisione vuol dire che se il visitatore visita il museo con la propria chiavetta USB può copiare, diciamo, sulla propria chiavetta, quindi portare via un ricordo
non soltanto di suggestione ma di dati, di informazioni del museo sui quali fare approfondimento. La pavimentazione che abbiamo qui richiama una pavimentazione in terra battuta del villaggio di epoca medievale. Nello spazio introduttivo abbiamo dei filmati relativi alle campagne di scavo che sono state realizzate negli anni 90 fino al 2000 nel villaggio. Poi però entriamo, non siamo in un luogo di cose, ma qui ci sono le persone, ci sono i contesti, c'è la vita, e quindi gli abitanti di Gerido, i cui nomi si conoscono dai documenti scritti, e sono questa lista di persone che dal 1110 arrivano fino al 1363, ci danno il benvenuto, perché qui siamo a casa loro. Il concetto è questo, siamo a casa loro, quindi è un luogo non dove vedere il vasetto o la monetina che usavano, ma cogliere invece la dimensione antropologica complessiva, e quindi entriamo attraverso questa sorta di porta nel villaggio, e sulla sinistra troviamo subito una ricostruzione di una delle case del villaggio che è stata scavata. Tutto questo che vedete qui ricostruito con le persone, ecco, tutto è stato ritrovato e documentato nello scavo archeologico, naturalmente tranne le persone che sono state integrate. Questa è una casa crollata, ricostruita attorno al 1330 per un incendio nel villaggio. Januario riconosce e presenta la sua casa con Babbo Mariano e Mamma Margherita, ecco, quindi questo per creare anche un ponte di comunicazione con i bambini, ai quali poi spiega appunto alcuni elementi, insomma, sul funzionamento. Allora, la statistica dice che i visitatori nei musei statali sono aumentati a fine 2011. Intanto, diciamo, qua siamo all'inizio dell'apertura di questo museo. Abbiamo una statistica sui visitatori, su quanti visitatori abbiamo. Credo abbiamo i dati relativi ai visitatori, ma credo che non siano dati utilizzabili nel momento in cui il museo non ha ancora una sua pubblicità, e quindi sostanzialmente abbiamo avuto sino ad oggi dei gruppi in visita, dei gruppi organizzati, e delle persone che diciamo, più o meno casualmente hanno visto appunto quel minimo di visibilità esterna al Palazzo Baronale che ha il museo, hanno intercettato nel web la notizia. Le scuole hanno risposto? Dunque, per le scuole stiamo attivando una programmazione proprio di possibilità di usufruire delle visite guidate al museo su 3 giorni alla settimana, oltre a questo, la visita al museo, ci sarà anche la possibilità, qualora le scuole fossero interessate, di richiedere anche l'attivazione di veri e propri progetti su dei temi che sono dei temi relativi alla esposizione museale, quindi dallo scavo archeologico allo studio dei reperti, a diversi temi appunto sui quali abbiamo preparato un pacchetto di offerte che appunto a brevissimo renderemo disponibili per le scuole. Allora, noi abbiamo notizia diciamo del bando per la rete regionale dei musei, il bando regionale. Certo. Attualmente il Museo Vitas non fa parte di questo sistema regionale. Dunque, sì, però abbiamo partecipato comunque al bando regionale perché è importante comunque dare un segnale a livello regionale della nostra esistenza, delle necessità, e anche del fatto che ci siamo adeguati al
già da quest'estate, ma poi con maggiore puntualità a partire dal mese di marzo, ai requisiti minimi richiesti dalla Regione per poter aderire, diciamo, a questo network dei musei regionali, con un'apertura minima settimanale di 25 ore di apertura appunto al pubblico, compresi il sabato e la domenica, quindi ci sarà un'offerta piuttosto ampia, e poi 3 giorni alla settimana invece di disponibilità per le scuole. E questo ovviamente permetterà anche di accedere a dei finanziamenti. Certo, certamente, sì, otterremo tutte le carte in regola, diciamo, per poter realizzare queste richieste, perché il museo ha tante necessità. Ci arriviamo alla conclusione con una serie di considerazioni dovute. BIDAS è in linea di continuità, è la conclusione di un discorso sul territorio di Sorso iniziato negli anni 84-85 con la prima campagna di scavo condotta dalla Sovrintendenza per i beni archeologici di Sassari. Guardando la data siamo vecchi di 26 anni di studi che hanno prodotto numerose pubblicazioni e un'equipe di lavoro consolidata. Si deve ricordare nel 1995 la campagna di scavo con le università di Sassari, Pisa e Genova, che non vuol dire gli atenei, vuol dire i ragazzi che sono venuti a fare scavo sul campo. Lo vediamo dalle immagini, persone che usano gli strumenti del muratore per dare a Sorso questa consapevolezza di una ricchezza che purtroppo mi sembra di dover constatare Sorso non abbia appieno. Il discorso è la parola promozione è stata più volte spesa in questa chiacchierata, perché non restino parole, ma il Comune si faccia carico, secondo i dettami del codice urbano, che è proprio la promozione sulla quale si deve intervenire, come si può fare a fare il salto di qualità, cioè dall'investimento del capitale sociale finalmente visibile al dividendo sociale, restituire a Sorso quello che a Sorso necessita, cioè uscire dall'equivoco di un museo che promuove le attività commerciali piuttosto di un territorio che è ricco di questa opportunità, che è colto di suo, che è consapevole, cioè un discorso di alfabetizzazione non soltanto delle scuole ma dei cittadini che questo territorio abitano e che devono abitare con maggior consapevolezza. Sì, credo che questo sia un tema importante. Il Museo BIDAS, a mio avviso, nasce ed è partito qualche mese fa con il piede giusto, nel senso che dal punto di vista del suo impianto proprio espositivo ha rifiutato proprio dal punto di vista progettuale tutte quelle scelte quasi obbligate dei musei della maggior parte dei musei, purtroppo, che respingono i visitatori perché o sono improntati a dei criteri espositivi criptici, quindi sono poi dei musei per gli specialisti che sono scarsamente comprensibili per i visitatori, e includo in questa osservazione anche i musei che non spiegano semplicemente le cose, che mettono in vetrine determinate cose o mostrano dei reperti però senza darne il senso. Come credo sia visibile anche in questo punto del museo in cui ci troviamo in questo momento, il museo BIDAS vuole essere innanzitutto non vuole essere un museo triste, serio e compassato, ma vuole essere un museo nel quale invece anche i colori e una gioia di fondo parli ai bambini, perché poi è
naturalmente noi dobbiamo lavorare per la società nel suo complesso, quindi gli adulti hanno un ruolo sicuramente fondamentale, però forse più importante degli adulti sono i bambini, perché sono le nuove generazioni del futuro, quindi su queste intelligenze, diciamo, in via di formazione dobbiamo investire perché si attivino delle sensibilità nell'età infantile, delle sensibilità alla formazione di persone che dovranno poi essere dei cittadini del futuro, non necessariamente, per carità, archeologi o specialisti storici o specialisti delle materie, ma semplicemente dei cittadini che con la consapevolezza radicata del proprio patrimonio. Quindi diciamo che noi dobbiamo comunque impegnarci anche con la partecipazione a questi bandi regionali, ma possiamo migliorare moltissimo. Il museo non ha in questo momento purtroppo alcuna visibilità esterna all'interno del tessuto urbano stesso. Si parla di segnaletica di Sorso, quindi servono sicuramente serve un piano, un programma per la segnaletica, per comunque realizzare dei richiami a tanti livelli che suggeriscano, coinvolgino i cittadini, ma anche chi passa semplicemente per le vie della città, insomma, a visitare e a approcciarsi a questo museo, che è un museo diverso, è anche, come dicevo all'inizio, un children museum, quindi un museo realizzato per i bambini, che ha alcuni servizi che non so veramente quanti altri musei abbiano, come la possibilità di scaricare sulla propria chiavetta USB un reperto virtuale, i reperti virtuali, dei testi, del materiale di studio, del materiale anche diciamo ludico, dei giochi, per cui stiamo lavorando anche su questo versante dei giochi didattici. Quindi ecco, stiamo mettendo in campo una offerta che, devo dire, insomma, è certamente originale. Speriamo di avere a breve buone nuove. Marco Milanese e le amministrazioni che in questi anni hanno sostenuto il suo progetto ce l'hanno messa a punto. In termini di qualità c'è sempre da crescere, e da crescere con la consapevolezza che il tempo è una scala che bisogna percorrere.